Ciao, sono Thomas Sponticcia, consulente Sardex per il territorio del Sulcis. Siamo qua oggi a Iglesias presso il Centro Culturale per una presentazione ufficiale del circuito, dove siamo contentissimi per la partecipazione molto folta degli imprenditori del luogo, e speriamo che questa partecipazione si traduca in altrettante iscrizioni, perché la forza di Sardex è l'unione delle imprese. Più è fitta la rete, maggiori sono i vantaggi per tutti. Sono Massimiliano Manis, presidente dell'Associazione Culturale Cerchi Concentrici. Perché siamo qui oggi? Siamo qui insieme ad altre associazioni, ad altri amici che operano e lavorano sul territorio, come l'associazione ICI dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, e nel nostro percorso associativo, che tende a ragionare su quali strade, quali opportunità possiamo proporre per il rilancio del territorio, abbiamo pensato di proporre ai commercianti, agli artigiani, a tutti gli operatori, anche ai semplici cittadini e curiosi, il percorso che viene proposto da qualche anno da sardex.net come uno degli strumenti possibili per poter ricominciare a produrre dei beni e dei servizi, quindi riprendere delle relazioni, riprendere degli scambi commerciali. Stare a favore del territorio o cercare di costruire insieme alle altre realtà associative, insieme agli enti, un percorso possibile che rilanci il territorio partendo da noi, partendo dall'impegno dei singoli e delle associazioni, ci ha portato a essere qui quest'oggi. Quindi l'invito e l'augurio è quello di entrare in un circuito di fiducia, entrare in un circuito virtuoso di produzione di beni e di servizi per riprendere un'economia reale che ci consenta di uscire da una situazione di difficoltà come quella che ci troviamo oggi. Guardiamo avanti, il futuro è possibile, lavoriamo insieme. Siamo Serra Ana Carla, Silvia Serra, Patrizia Cancedda. Noi siamo una società, un SRL, ci chiamiamo Alfa Gruppo Medico e siamo nel settore sanità e servizi. Abbiamo uno studio odontoiatrico ad Iglesias e uno studio polispecialistico. Siamo entrati nel circuito Sardex perché penso che in un territorio come il nostro sia fondamentale far parte di una rete e avere la possibilità di uno scambio sia economico che di servizi con chi ci sta intorno. Sono Rossella Cavassa del ristorante San Nicolò di Bugerro. Io sono iscritta al circuito da quasi 2 anni, saranno 2 anni ad agosto. Mi sono iscritta per curiosità, perché avevo letto un articolo in internet e sono andata a curiosare, ho chiesto. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo, quindi ho contattato Sardex e ho avuto contatti telefonici e poi ho conosciuto Thomas, abbiamo fatto il contratto e sono non felice di più perché non solo ho acquistato clienti nuovi che comunque non avrei avuto la possibilità di avere, ma ho proprio conosciuto delle persone, delle realtà, ho potuto offrire prodotti diversi nel mio ristorante perché ho conosciuto dei piccoli produttori dall'olio d'oliva ai formaggi, ai salumi, alle carni. Insomma, c'è una Sardegna che ho potuto conoscere che non avrei conosciuto senza questo circuito. E quindi sono molto contenta. E poi mi piace la curiosità che hanno i turisti quando vengono e mi chiedono ma cos'è Sardex? E io glielo spiego e loro è un valore aggiunto alla Sardegna e per me è una nota positiva perché quando cerchi Sulcis Iglesiente su Google per esempio la prima cosa che viene fuori è la crisi, è l'Alcoa e invece questo è un modo di parlare di Sardegna finalmente al positivo.
Angelo Loggia, vicepresidente di Cerchi Concentrici. Perché siamo qua oggi? Siamo qua per raccontare che cosa fa l'Associazione Cerchi Concentrici e in particolare per mettere in atto una delle finalità principali del nostro statuto, cioè fare informazione culturale e quindi abbiamo invitato gli amici di Sardex per raccontarci il loro circuito, perché siamo fortemente curiosi e bisognosi di strumenti innovativi per una zona e per un territorio che sta vivendo un notevole momento di crisi e ha bisogno di strumenti innovativi perché l'economia che fin qui è stata portata avanti non è più in grado di sostenere il territorio. Quindi questo è un momento di approfondimento culturale, di conoscenza di uno strumento nuovo e speriamo che sia il momento per stabilire nuove relazioni fra coloro che interverranno a questo evento. Ciao, sono Gaetano Anastasi, sono componente dell'associazione IC di Cagliari. Siamo oggi qui insieme per fare rete con Sardex, col circuito che si presenta oggi ad Iglesias, ma soprattutto per fare rete con le associazioni che anche ad Iglesias sono nate, in particolare con Cerchi Concentrici, che in qualche modo richiama l'esperienza di IC a Cagliari. IC è nata qualche anno fa da un gruppo di professionisti che ha avuto la capacità di aggregare intorno alle proprie idee, intorno alla voglia di sovrapporre le proprie idee, le proprie competenze con quelle del mondo in cui tutti quanti oggi viviamo, per dare un'interpretazione che sia un'interpretazione che valorizzi il ruolo delle persone, il ruolo dei territori. L'obiettivo quindi di IC, come quello di tutte le associazioni che fanno rete con noi, è quello di creare delle sovrapposizioni per avere la capacità di essere interpreti del nostro tempo, per costruire anche progetti di sviluppo locale. In questo credo che con grande interesse tutti noi dobbiamo guardare a quello che Sardex sta facendo in Sardegna e quello che rappresenta nello scenario italiano, ma che potenzialmente potrebbe arrivare a rappresentare nello scenario internazionale.